Volete che cominciamo dal taglio alle unioni montane o parliamo subito dell'orso in città? Io direi che partiamo da qui, siamo sulla prima pagina del Corriere delle Alpi di oggi, che è giovedì 29 maggio, la rassegna stampa condotta dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Buongiorno a tutti da Luigi Guglielmi. Allora, un orso affamato che ha distrutto 5 arnie è stato fototrappolato a Belluno, nell'ambito appena vicino proprio all'ambito urbano, perché ciò è accaduto, la visita dell'orso è avvenuta nella zona di Sopracroda, dove la zona d'origine, la frazione dove abita il sindaco Oscar De Pellegrin. Il plantigrado ripreso da una fototrappola, dice la prima pagina. Polizia provinciale e forestale studiano le sue abitudini. Non è la prima volta che gli orsi, che sono di passaggio, invece sono stanziali nel Trentino e in Slovenia, gli orsi di passaggio fanno una visita in provincia di Belluno e quando passano mangiano ciò di cui sono golosi. Se trovano le arnie, le distruggono. Orso affamato a Sopracroda, distrutte 5 arnie, il poderoso esemplare ripreso di notte dalla fototrappola sistemata nei boschi di Sopracroda. Andiamo a vedere all'interno per saperne qualcosa di più. Poi vi dirò sempre la solita cosa, e cioè questi giornali bisogna che li acquistiamo per poter leggere tutti gli articoli, perché è giusto così. Noi non possiamo rubare il lavoro dei colleghi giornalisti del Corriere delle Alpi in questo caso. Poi vediamo un attimo il Gazzettino e diamo un'occhiata anche all'Amico del Popolo, perché oggi l'Amico del Popolo vi arriva nelle case per posta o domani a seconda della distribuzione postale e lo trovate in edicola. Dunque, la pagina 18 del Corriere delle Alpi: l'orso a spasso per Sopracroda, distrutte le arnie di un'azienda, un maschio adulto è stato ripreso da una fototrappola piazzata nel bosco, la polizia provinciale ha seguito le sue tracce fino alla chiesetta della frazione. La chiesetta della frazione è appena discosta dalle case su un colle, ma insomma è lì, e l'orso quindi si è avventurato proprio nell'abitato, ecco. Nelle fotografie si dice le arnie devastate, e c'è questa foto qui, la numero 3. Amici che ci seguite via radio, via Spotify, sapete che questa è anche una rassegna video su Facebook, su YouTube, e potete vederla anche qui. Ma la cosa più importante, ripeto, è che andiate a comprare il giornale Il Corriere delle Alpi. In questo caso c'è la foto dell'orso adulto immortalato dalla fototrappola privata sistemata in zona. Vi leggo dunque solo qualche cosa. Martedì sera è stato registrato il passaggio dell'animale tra le 22:30 e le 24 in una zona sopra Colfiorito, posti bellissimi che abbiamo in città praticamente. Belluno, come un po' tutti i paesi della nostra provincia, ha degli scorci meravigliosi. Colfiorito è uno di questi. Tra la boscaglia, la fototrappola di un privato ha ripreso il plantigrado in tutta la sua maestosità. Meno contenti, ma comunque molto comprensivi e affascinati dalla notizia, i proprietari dell'azienda agricola che nella zona aveva alcune arnie con le api. L'orso le ha devastate, evidentemente affamato. Nell'insediamento agricolo mancava all'appello l'orso, dopo i lupi e altri selvatici che gironzolano in cerca di cibo. Ce ne arrivano di tutti i tipi di animali, spiegano. Da quel che ho visto nella foto è un esemplare grande, non un cucciolo. Ecco, lì in quella zona bisogna dire che i frequentatori spesso hanno fatto brutti incontri, non con l'orso, non con il lupo, ma con i cani privati lasciati liberi. Cani aggressivi, e non è mai stato un bel incontro. Li ho trovati io, li ha trovati un mio amico che ha dovuto difendersi frapponendo la bicicletta. Quindi bisogna dire che a Colfiorito è bellissimo il posto, non è bellissima la frequentazione dal punto di vista turistico, perché ripeto, più dell'orso e del lupo preoccupano i cani lasciati liberi. Dunque, lasciamo quindi questa notizia. Vi ripeto, siamo sul Corriere delle Alpi. Andiamo a vedere la prima pagina di questo giornale oggi, che riporta l'altro fatto veramente importante dal punto di vista così della nostra gestione amministrativa dei nostri territori. Unioni Montane, si taglia la regione, ha deciso, ufficiale il giro di vite dopo anni di discussioni e critiche su gestione, mancati investimenti, sprechi. Il riordino sarà a regime entro fine anno. Allora, in provincia di Belluno ne avevamo 9.
diventano 5, è una razionalizzazione che posso dire a me sembra anche che abbia molto senso e tra l'altro ci costringerà a collaborare di più entro territori omogenei dove le comunità montane funzionano in questi anni hanno svolto dei compiti veramente importanti, altrove sono andate in dissesto oppure sono rimaste ferme al palo senza saper bene o male svolgere il loro ruolo. Quindi probabilmente prendere in mano la questione era necessario. Sul Corriere ne scrive Dalmas, vedrete che anche la prima pagina, il titolo di prima pagina, tra un attimo vi faccio vedere sul Gazzettino di Belluno, entro la fine dell'anno la provincia di Belluno sarà articolata in 5 unioni montane anziché 9, adesso vi leggo i nomi. Dopo lunghe discussioni e polemiche, ieri la giunta regionale ha deciso di tirare dritto, formalizzando il loro riordino. Saranno quella nuova dell'Alto Bellunese, attenzione, che comprenderà le attuali Unione Montane, Centro Cadore, Comelico e Valle del Boite, Cortina compresa. Questo, lasciatemi dire che cos'è, è il Cadore storico che andava da Cortina al Comelico, si ricostituisce il comune di Cadore. Il colmo è che bisogna chiamarlo Alto Bellunese, portando il nome Belluno lassù, dove c'entra poco, insomma, perché? Perché i campanilismi sono così forti che scommetto che sarà stata subito scartata l'ipotesi di chiamarla Unione Montana Cadore storico, voglio dire, perché figurarsi, questo avrebbe creato l'alzata di scudi di varie località che pure, ripeto, tutte da Cortina al Comelico erano Cadore storico. Peccato, persa un'occasione. Al di là di questa comunità ci sarà, attenzione, anche questo è interessante, la Longaronese Alpago Valzoldana con l'aggiunta di Ponte nelle Alpi, che prima era con Belluno. Quindi una grande fascia predolomitica, diciamo, ecco, che va da Zoldo all'Alpago prendendo dentro Ponte nelle Alpi. Poi la Valbelluna con Belluno, la Feltrina e la Gordina, quindi le uniche due che rimangono uguali sono la Feltrina e la Gordina. Il territorio avvisa Dolomiti Bus i trasporti siano sempre garantiti anche con gli eventi, logico che si parla di Olimpiadi, grandine, vento e pioggia, alberi caduti e un'auto danneggiata è accaduto. Ieri sera sul Feltrino alcuni alberi abbattuti dal vento e dalla grandine. Lorenzi, sindaco di Cortina, replica ai cittadini che protestano per la nuova cabinovia e dicono che il comune sta con Simico, con l'azienda, con la società che gestisce le opere olimpiche e lui replica la cabinovia di Socrepes è necessaria, giochi, il sindaco di Cortina difende a spada tratta la cabinovia, gli espropri noi non c'entriamo. Il settore immobiliare in Cadore, case, vendite in stallo, ora si attende l'effetto giochi, vendita di case, molti proprietari preferiscono aspettare il boom che ci sarà che è atteso post giochi, quindi vedete la gente sa farsi i propri conti, a me non sarebbe venuto in mente, non sono un imprenditore, c'è poco da fare, se qualcuno deve vendere qualcosa meglio aspettare un attimo perché dopo i giochi i valori saranno senz'altro più alti, ecco. Ritorna lo Sport Business Forum, c'è il lancio in taglio basso del Corriere delle Alpi, logico che ne diano notizia perché è organizzato dal gruppo di cui fa parte questo giornale. Ecco, vi ho detto che saremmo passati al Gazzettino, ecco qui l'approfondimento. Vi suggerisco di leggere anche qui la voce di Damiano Tormen per la sua alta competenza su questo discorso delle unioni montane. Calano da 9 a 5 le unioni montane avviato dalla regione il percorso di riperimetrazione, meno numerose e più grandi, ma soprattutto più strutturate. L'assessore Veneto Calzavara ha superata una frammentazione che ha spesso generato disomogeneità nella gestione dei servizi. È vero, è stato anche buono perché oltre che disomogeneità nella gestione ci sono state vere e proprie negligenze, vere e proprie incapacità di gestione che hanno portato allo stallo e non facciamo nomi, diciamo così. Da 9 a 5 è il lancio in prima pagina, meno numerose ma più grandi e soprattutto più strutturate è la nuova vita delle unioni montane. La Regione del Veneto infatti ha dato formale avvio al percorso di ridefinizione e riperimetrazione di questi enti montani, uno dei pilastri del nuovo piano di riordino territoriale. Nei vari, aggiungo io, nei vari bacini montani, pensiamo alla Gordino, che hanno una natura omogenea,
la possibilità di ragionare in ottica sovracomunale di vallata in Agordino è stato in questi anni fondamentale. Pensiamo anche ai ragionamenti fatti in questo ente per la gestione dei fondi di confine. Le comunità montane, le unioni montane possono fare veramente molto se funzionano bene. Quindi, in particolare viene istituita una nuova unione montana denominata Alto Bellunese, che raggrupperà i comuni delle attuali unioni del Centro Cadore Comelico della Valle del Boite, e saranno più forti, spiega l'assessore veneto Calzavara. Qui l'approfondimento è a pagina 5 del Gazzettino di Belluno. Anche qui vi invito ad andare a vedere questo giornale, andare ad acquistarlo. Unioni montane da 9 si scende a 5, c'è la delibera delle regioni, ci sono tutti i dati che servono per capire la scelta assunta. Qui in questa stessa pagina c'è, lo trovate anche sul Gazzettino, la notizia dell'orso di passaggio a Colfiorito, distrutte alcune arnie, e c'è una foto diversa da quelle che ci presenta il Corriere delle Alpi, di quelle che abbiamo visto prima. Ecco, c'è anche la notizia che è morto Giampo Bortot, ex consigliere comunale innamorato del Nevegal, Giampaolo Bortot, detto Giampo. Dunque, andiamo, ovviamente ci facciamo vicini alla famiglia, a chi l'aveva caro, insomma, chiaramente, eccoci. Dunque, tornando alla prima pagina del Gazzettino di Belluno, questa io non la vedo con una bella notizia. La nuova amministrazione comunale è stata subito molto frontale contro la Lazio, la stagione sembrava dover saltare, poi recuperata, adesso è ufficiale: Lazio via da Auronzo. Dopo 17 anni la squadra di Serie A non verrà più in ritiro nel paese del fiume, del torrente Ansiei. A me, anche se non sono mai andato su a vedere, dispiace, perché so che l'indotto era importante, anche le spese erano importanti, però Ponte nelle Alpi, sportelli chiusi, ufficio postale in camper, troppi disagi. Ecco, c'è il lancio sull'orso, studenti e lavoratori, trasporti garantiti durante le Olimpiadi, Generazione Europa promuove sondaggio sui servizi dei bus, ma il tempo vede l'albero che cade, fa la retro e si salva. Ecco, nel feltrino a proposito del maltempo di ieri. Feltre, taglio basso, stazione, lavori di ammodernamento a pieno regime per rispettare i tempi. Le nostre stazioni, Belluno, Feltre, ma anche Ponte nelle Alpi, il Calalzo, stanno veramente cambiando il loro aspetto, e occorre fare prestissimo per arrivare in tempo per le Olimpiadi. Diciamo che le ricadute sull'intero territorio ci sono. Forse qualcuno se ne aspettava qualcuno di più nel resto della provincia di Belluno che non sia Cortina, però, e la Valboite, insomma il Cadore, però ci sono un po' dappertutto. Questo mi sembra un fatto importante da sottolineare. Vi avevo detto che vi avrei mostrato anche la copertina dell'Amico del Popolo, che oggi arriva nelle case, che porta la data di oggi, giovedì 29 maggio. Allora, come editoriale, l'ha scritto il nostro direttore Alberto Laggia, abbiamo scelto abbiamo dato spazio a questa decisione presa dal CAI nazionale di nominare socio onorario Don Luigi Ciotti, socio onorario del Club Alpino Italiano. E Don Ciotti, che non ha mai nascosto, anzi ha sempre evidenziato le proprie origini cadorine, le pieve di Cadore, nell'occasione ha parlato molto di montagna, di problemi della montagna, e ha detto di volersene fare in qualche modo portavoce, ambasciatore, insomma, ecco. E questo, visto l'importanza di Don Luigi Ciotti, la sua inventiva, la sua capacità di penetrare un po' nelle vicende di cui si occupa, no? Promette bene. Ecco, allora, se volete, oggi leggetevi l'editoriale dell'Amico del Popolo, che vi dà proprio questa notizia sulla nomina di Don Ciotti, abbiamo detto ambasciatore della montagna. Di spalla abbiamo messo un tema difficile ma importantissimo, perché se va avanti come sembra questo discorso dei crediti di carbonio, un tema che riguarda le singole aziende ma riguarda anche interi territori, la provincia di Belluno potrebbe ritrovarsi con parecchi soldi in più a disposizione. Si stima che dal bosco, dalla gestione del bosco, dalla vendita di questi crediti di carbonio, tema difficile, ripeto, ma occorre interessarsene, potrebbero arrivarsi 10 milioni di euro l'anno.
sono cifre paragonabili a quelle di altre forme di sostegno pubblico come i sovracanoni idroelettrici o le indennità agricole europee. Sono tanti soldi, crediti di carbonio, il territorio delle Dolomiti bellunesi ha nuove opportunità, le stime parlano di cifre importanti e Francesco De Bettin ha fatto i calcoli arrivando a queste cifre. Dentro il dramma della silicosi, il 24-25 maggio si è celebrata la giornata nazionale delle miniere e noi abbiamo fatto un approfondimento sulla malattia numero uno di queste attività. Poi so che vi piacciono molto le storie di chi resta, che l'Amico del Popolo propone da quando abbiamo cambiato direzione, un'iniziativa del nostro nuovo direttore. Tra le storie di chi resta raccontiamo quella dei nuovi gestori del Rifugio Settimo Alpini di Belluno, che apre domenica o sabato, non mi ricordo, il 31, ecco. E è la storia di due ingegneri che sono anche marito e moglie, lui ingegnere aeronautico, lei ingegnere dell'energia, e, e hanno scelto di fare questo di lavoro, gestire il Settimo. Allora Fabrizio Gaspari e Chiara Dallarmi si meritano un'intervista che proponiamo a pagina 3, vi invito ad andare a leggerla. Pagina 2 la dedichiamo alle avvenute elezioni comunali in seguito alla morte dei due sindaci di Sospirolo e San Nicolò, dove sono stati battuti i quorum addirittura a San Nicolò con cifre mostruose. C'è ancora, vi proponiamo ancora un approfondimento sul referendum, ricordandovi che l'8 e il 9 giugno si vota, siamo chiamati a votare. Vi proponiamo le posizioni con uno schema molto efficace, quali sono i suggerimenti di voto forniti dai partiti, ecco, così vi fate anche un'idea in più dopo la pagina che abbiamo dedicato a questo la settimana scorsa. Il tema dei crediti di carbonio, il tema, vi dicevo, della silicosi, e a pagina 3, come vi annunciavo prima, questo per quanto riguarda gli approfondimenti delle prime pagine, poi l'Amico è sempre pieno di notizie dalle vallate, la storia, la vicenda di Chiara e Fabrizio, ingegneri e sposi, gestiscono il Settimo Alpini, e Fabrizio introduce questa novità: aiuta chi vuole fare la ferrata e non si sente sicuro, perché lui può farlo perché è aspirante guida alpina, anche lei. Qui accoglienza e tranquillità, si passa del bel tempo insieme. Domenica 31 maggio il rifugio riapre. Allora, grazie a tutti per la vostra attenzione, seguiteci, metteteci un like, state con noi, www.amicodelpopolo.it. Un abbraccio da Luigi Guglielmi.